una settimana fa avevate ottenuto dei risultati, perché allora siete di nuovo ritornati in strada a protestare? L'unico risultato che abbiamo ottenuto fino ad oggi è un sussidio che deve ancora essere erogato di 450 euro per un massimo di 3 mensilità. Da un punto di vista proprio vertenziale non abbiamo ancora ottenuto nulla, non siamo ancora riusciti a incontrare in un tavolo che possa concludere la nostra vertenza, non siamo ancora riusciti a incontrare Telecom e il nuovo soggetto che intende aprire l'impresa qui a Cagliari. E questo incontro è fondamentale perché è quello prettamente politico che dà quelle garanzie ai lavoratori sulla continuità del lavoro qui a Cagliari. Vorrei ricordare che siamo 473 persone che attendono che gli impegni presi da Telecom e dalla Regione a giugno vengano mantenuti. Siamo qui per protestare oggi, è la nostra prima manifestazione di protesta perché effettivamente le altre sono state sempre a supporto di incontri, di convocazioni. Oggi siamo qua perché la Regione non ci ha più comunicato nulla e non ci ha convocato nonostante una nostra richiesta. Siamo venuti qua in Viale Trento, abbiamo fatto la nostra manifestazione, anche un po' fuori dalle regole diciamo, e abbiamo ottenuto un incontro per stasera alle ore 16. Quindi evidentemente per poter ottenere dei tavoli occorre scendere in piazza e disturbare un po' la città. Agli occhi di altri precari voi potreste sembrare pretenziosi, in fondo un sussidio l'avete ottenuto, cosa volete di più? Guarda, noi preferiremmo che quei soldi andassero per ben altre finalità o chi magari è veramente un disoccupato. La nostra situazione si può risolvere sedendosi attorno a un tavolo e parlando di commessa a Telecom e parlando di magari sgravi sul costo del lavoro per chi deve venire qui ad aprire un'impresa. Io immagino che questo si possa risolvere anche in tempi brevi, invece siamo da 3 mesi che ci trasciniamo. La Regione naturalmente, sapendo che noi siamo da 3 mesi senza uno stipendio, ha deciso al momento di intervenire con un sussidio straordinario che in tante altre circostanze di crisi comunque evidentemente è utilizzato. Oggi abbiamo potuto parlare con uno del gabinetto del Presidente Cappellacci e ci confermava che ci riceveranno stasera. In tutta sincerità non so se ci sarà Cappellacci, sappiamo che questa mattina è a Roma. La nostra avvertenza alla Regione è seguita da Cappellacci, dalla Spisa e l'assessore Manca, quindi immagino che una di queste 3 figure istituzionali ci riceverà e hanno detto che ci devono dare delle importanti notizie, quindi vediamo un po' se è solo un modo per ricevere e accontentare la nostra richiesta di incontro o se effettivamente si è sciolto qualche nodo sulla nostra avvertenza.